Ben ritrovati per questa nuova edizione del TG10 in apertura. In questo primo maggio diverso c'è ancora il bollettino ufficiale della regione sui casi di coronavirus. Ad oggi in Calabria i positivi sono 1112, 4 in più rispetto a ieri. Vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 35.101 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.112 più 4 rispetto a ieri. Quelle negative sono 33.989. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 47 in reparto, 2 in rianimazione, 66 in isolamento domiciliare, 69 guariti, 31 deceduti. Cosenza 27 in reparto, 298 in isolamento domiciliare, 103 guariti, 28 deceduti. Reggio Calabria 22 in reparto, 1 in rianimazione, 141 in isolamento domiciliare, 73 guariti, 16 deceduti. Crotone 9 in reparto, 58 in isolamento domiciliare, 40 guariti, 6 deceduti. Vibo Valentia 56 in isolamento domiciliare, 14 guariti, 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.107, così distribuiti: Cosenza 994, Crotone 1.683, Catanzaro 1.884, Vibo Valentia 255, Reggio Calabria 1.291. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 16.968. E cominciamo con i sindaci, perché ad Altomonte c'è un nuovo caso di contagio. Nessun allarme, ma la situazione è seria, dice il primo cittadino Giampiero Coppola. Sentiamolo. Volevo tranquillizzare tutti dicendo che la situazione di Altomonte permane sotto controllo. Il nostro paese già da molte settimane è stato oggetto di attenzione per un piccolo focolaio che ha portato alla presenza di 3-4 contagiati, che sono stati però sempre ristretti in un ambito familiare ben determinato e che derivava dal contagiato numero 1 del comune di Roggiano Gravina, che aveva parenti familiari stretti ad Altomonte. Dalla giornata di ieri la situazione si è modificata perché è risultata positiva ad un tampone contro il coronavirus una giovane ragazza di Altomonte, figlia di un assessore. Ci siamo attivati per mettere in isolamento e quarantena tutte le persone che avevano avuto contatti stretti con questa ragazza. La collettività di Altomonte, la comunità di Altomonte si è comportata in maniera molto responsabile durante questo periodo del coronavirus. Per noi è motivo di preoccupazione evitare il contagio, l'espandersi del contagio, perché Altomonte è un paese che vive di turismo e di agricoltura. Il diffondersi di un contagio con un'eventuale chiusura del nostro paese sarebbe disastroso per tutti. E da Altomonte noi ci spostiamo a Trebisonda. Finora il comune dello Ionio Cosentino non aveva registrato casi, invece oggi è stato il sindaco Mundo a comunicare che c'è un primo caso. Si tratta di una ragazza tornata dall'estero. Vediamo. Trebisacce fa i conti con il primo caso di Covid-19 positiva al tampone, una ragazza rientrata dall'estero il 1° aprile scorso e come previsto sottoposta a quarantena, dunque non avrebbe avuto contatti con altre persone, e il sindaco a rassicurare i cittadini. La notizia per certi versi non ci ha colto neanche di sorpresa, perché io stavo già monitorando questa ragazza sin dal 1° aprile, quando è tornata dall'Inghilterra. A dir la verità pensavo che il pericolo fosse scampato, però mi hanno comunicato avanti ieri la positività, però subito abbiamo messo in atto tutte le misure, abbiamo cercato di ricostruire la filiera dei rapporti della ragazza, della famiglia, di tutti coloro che hanno convissuto in questi 30 giorni. Ecco, l'unica cosa che ci lascia perplessi un po' è che sicuramente dopo oltre 30 giorni, questa ragazza è risultata ancora positiva, per cui insomma, anche se asintomatica, questo ci lascia qualche dubbio
ci fa, come dire, pensare che in effetti i 14 giorni previsti e prescritti dai protocolli non sono sufficienti. Comunque noi siamo in contatto sin da ieri con i familiari, con il responsabile dell'unità operativa di medicina dell'ASP qua a Trebisacce, e abbiamo avuto più volte occasione di manifestare la nostra vicinanza e solidarietà all'intera famiglia, ma c'è grande, come dire, partecipazione solidale da parte di tutta la comunità. A Bisignano restiamo sempre nel Cosentino, è il sindaco a fare il punto dei contagi e ai nostri microfoni dice temo per i rientri. Vediamo. A Bisignano siamo arrivati ad 11 persone contagiate dal virus e siamo in attesa dell'esito di altri tamponi. Ragion per cui insieme ai colleghi amministratori non ci sembra opportuno abbassare neanche di 1 millimetro il livello di guardia. Per questi motivi continueremo ad attenerci scrupolosamente alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile, fino a quando questa emergenza sanitaria epidemiologica non sarà dichiarata inoffensiva o comunque contenuta. Io ritengo che sia necessaria usare la massima attenzione e la massima prudenza, anche perché con i nuovi arrivi da parte delle regioni del nord nei primi giorni di maggio e con l'approssimarsi della stagione estiva, dove tradizionalmente molta gente dal nord e dal centro si sposta verso il sud, c'è il rischio che il sud possa essere appunto lo scenario di una nuova ondata dell'epidemia. Questo ovviamente dobbiamo scongiurarlo con tutte le nostre forze. Se riusciremo a lavorare in sinergia innanzitutto tra le istituzioni, poi tra gli operatori economici, sociali, culturali delle nostre città, io credo che il Sud giocherà un grande ruolo, un ruolo da protagonista nel rilancio economico e sociale complessivo dell'intero Paese. E poi c'è un caso che è un vero e proprio giallo, parliamo della paziente 1 di San Lucido, siamo nel Cosentino, San Lucido zona rossa, lo ricorderete, questo paziente era guarito, dimesso dall'ospedale e un nuovo tampone invece ha rivelato che è nuovamente positivo. Vediamo. Era stato dimesso dall'ospedale di Cosenza ed era tornato a casa a San Lucido, ma il paziente 1 della città del Tirreno, dopo essersi sottoposto a tampone di controllo, è risultato nuovamente positivo. Un giallo, quello del barbiere, dimesso il 17 aprile scorso dall'Annunziata perché guarito da coronavirus. L'uomo era stato richiamato dai sanitari per donare il plasma. Come è noto, il nosocomio Bruzio ha avviato primo in Calabria l'immunoterapia passiva, che rappresenta un trattamento d'urgenza definito efficace e sicuro nei casi di Covid-19. Prima del prelievo del sangue sono stati effettuati test, il cui esito positivo, arrivato dopo alcune ore, ha sorpreso i camici bianchi e lo stesso barbiere. L'uomo è asintomatico e su consiglio dei medici è tornato in ospedale, dove si trova ora ricoverato nel reparto di malattie infettive. San Lucido intanto resta zona rossa. E lasciamo l'aspetto sanitario per invece parlare di quello economico. Il secondo giorno di aperture per bar, pasticcerie e ristoranti. Cosenza è tra le poche città dove l'ordinanza della Regione Calabria è rimasta in vigore. I cittadini, non moltissimi, hanno approfittato della possibilità per consumare qualcosa al tavolo. Per gli esercenti una prova generale abbastanza impegnativa e onerosa. Vediamo. Il piacere di un caffè o un gelato all'aperto, sicuramente una bella sensazione dopo 2 mesi di lockdown, non sono stati in tanti ad approfittare della possibilità di recarsi in bar e pasticcerie concessa dall'ordinanza della Presidente Santelli e possibile nelle città, poche, che non hanno bloccato il provvedimento in attesa di decisioni governative. Su Via degli Arimena a Cosenza, uno degli esercenti che ha riavviato l'attività dopo aver sfruttato le ultime 24 ore per i preparativi. Anche se c'è poca gente, comunque siamo fiduciosi in questa ripresa e niente, aspettiamo che la situazione migliori e noi siamo fiduciosi. L'ha colto un po' di sorpresa l'ordinanza che è arrivata verso le 22 di 2 giorni fa? Guardi, noi per il 4 eravamo già pronti, quindi un po' sì perché è arrivata di sera, però per il 4 eravamo già pronti, quindi un giorno non c'è cambiato.
anzi è stata, secondo noi imprenditori che siamo chiusi da più di 2 mesi, è stata una buona cosa ripartire e cercare di tamponare qualche spesa, perché al momento non abbiamo avuto l'aiuto di nessuno. Io ho 5 dipendenti, tutti in cassa integrazione, nessuno ha preso un euro fino a questo momento, quindi... Trova questo regime richiesto dal governo sia sostenibile per voi esercenti? No, secondo me no. È dura per noi esercenti, io penso che parecchie attività non ce la faranno a restare aperti. Troppe spese, in particolare cos'è che incide di più? I fitti, la luce è arrivata, i fitti da pagare. La sanificazione? Sanificazione che va fatta ogni 20 giorni. Tutti i prodotti che dobbiamo usare per igienizzare i tavoli appena qualcuno si alza, sanificare le apparecchiature tutte le sere, insomma. Da parte dei clienti sono pronti per questo regime, quindi usano mascherine, guanti? Io devo dire che tutto il popolo calabrese è stato abbastanza, come dire, ha rispettato le regole sin dal primo giorno. Pure stamattina nessuno è entrato dentro, tutti sono seduti fuori ai tavoli, mascherine e guanti. Qualcuno le ha richiesto qualcosa, qualche esigenza particolare, qualche dubbio? No, tutto... Solo qualcuno se poteva entrare e consumare all'interno, ma gli abbiamo spiegato che è solo possibile effettuare la consumazione ai tavoli esterni. Come Christian, anche altri esercenti hanno alzato la saracinesca. La città è più vitale. La speranza è che questa fase anticipata venga gestita al meglio dagli operatori e interpretata dai cittadini nel rispetto delle regole. E lo avete visto, i tavoli all'aperto non solo a Cosenza, anche a Crotone, e i ristoratori si attrezzano dopo l'ordinanza proprio emessa dalla Presidente Santelli. Vediamo. Questa che vi mostriamo è un'attività commerciale di ristorazione sul lungomare di Crotone. I proprietari sono al lavoro da ieri dopo l'ordinanza emessa dalla governatrice Santelli per allestire i tavoli all'aperto vista mare. Stiamo pensando, dopo l'ordinanza, ancora non abbiamo niente in mano, però vediamo, ci stiamo attrezzando, abbiamo questa veranda grande all'aperto con tanti posti, quindi ci organizziamo. Ho fatto stamattina 2 calcoli, in terrazzo andiamo sui 60 posti massimo. L'emergenza sanitaria avrà comunque conseguenze sul tessuto economico del nostro territorio. I commercianti saranno costretti a ridurre i posti in bar e ristoranti e per snellire i costi e non essere costretti ad aumentare i prezzi a danno della clientela, impiegheranno meno personale. Gente che l'estate lavorava qua in Cambusa, erano 20 unità. Non dico, ma 10 ragazzi purtroppo non verranno. E restiamo a Crotone perché stamattina c'è stata una protesta dei commercianti. A Crotone oggi, nonostante il giorno di festa e nonostante le aperture concesse dall'ordinanza firmata dalla Santelli, i cittadini crotonesi sono rimasti volontariamente e cautamente nelle loro case. Dunque attenzione concentrata su questa assurda festa dei lavoratori. Mai come oggi a Crotone non c'è veramente nulla da festeggiare, anzi si è tenuta la preannunciata e surreale manifestazione di protesta organizzata dalle associazioni di categoria del mondo del lavoro, con la consegna simbolica delle chiavi delle imprese al comune, alla provincia e alla prefettura. Siamo qui per manifestare in modo simbolico il nostro dissenso, soprattutto per quanto riguarda le misure che sono state messe in campo da parte delle istituzioni. Di fatto i nostri piccoli operatori, consideriamo che la provincia di Crotone non solo è composta per lo più da piccole e piccolissime imprese che hanno meno di 10 addetti. E in questo momento, nella giornata del lavoro, siamo senza lavoro da diverso tempo e abbiamo la necessità di interventi rapidi e concreti. Quello che è stato annunciato ancora non sta trovando riscontro rispetto a quelle che sono le esigenze delle attività che noi rappresentiamo. La stagione estiva è alle porte, c'è la necessità di interventi chiari e c'è la necessità che sia individuato un percorso
chiaro per tutti, con regole certe e le dovute prescrizioni perché i nostri operatori possano esercitare la propria attività. C'è la necessità di avere liquidità, di avere indennizi rispetto ai mancati incassi, di avere contributi a fondo perduto, c'è la necessità per gli operatori ad esempio della ristorazione che vi sia l'esenzione della tassa di occupazione di suolo pubblico, della Tari. Ci sono tutta una serie di questioni che devono essere affrontate e risolte considerando che il fattore tempo oggi è determinante. La chiusura ha creato delle problematiche che speriamo nel più breve tempo possibile possano essere risolte. Non è semplice, il mondo di Confindustria è stato subito contrario sicuramente alle decisioni prese dal governo, sia nella prima fase ma soprattutto nella seconda fase, che è una seconda fase che ci aspettavamo sicuramente un programma articolato in maniera completamente diversa, invece una seconda fase molto confusa. La confusione già è una confusione generale, ci saremmo aspettati sicuramente un atteggiamento diverso da parte del governo con delle scelte coraggiose. In realtà questo non è avvenuto e probabilmente tutto ciò comporterà che l'economia non ripartirà e se non riparte l'economia non riparte il Paese. E c'è una dichiarazione del ministro Francesco Boccia, il ministro per gli affari regionali, dice: la Calabria è il classico caso di una cosa fatta contro una misura nazionale chiara. Poi ancora Boccia dice: il governo ha detto che bar, ristoranti, parrucchieri hanno bisogno di linee guida e hanno bisogno di una valutazione ulteriore che faremo dal 4 al 17 maggio. Cosa succede? Questa è la domanda finale del ministro. Se un bar apre e poi si ammala un lavoratore, uno chef, un cameriere? Quindi queste sono le domande del ministro. Festa del 1° maggio, dicevamo all'inizio, sottotono ai tempi del coronavirus, l'emergenza sanitaria prima di tutto, ma secondo la triplice sindacale bisogna pensare alla fase 2, priorità è la sicurezza sui posti di lavoro. Vediamo. L'essenza del 1° maggio è la celebrazione del valore del lavoro, ma la festa dei lavoratori al tempo del coronavirus assume connotati davvero inusuali e inediti. Di sicuro questa festa, così come altre feste trascorse in questi mesi, ce la porteremo dentro con ricordi che resteranno indelebili. E questo è un 1° maggio diverso, è un 1° maggio che non festeggeremo nelle nostre piazze tradizionali, ma festeggeremo comunque nelle nostre piazze virtuali e cerchiamo di lanciare anche dei messaggi di speranza, di fiducia, per una festa che ha rappresentato la dignità, l'emancipazione, le libertà, la legalità, la democrazia del nostro Paese. È una festa del lavoro che noi vorremmo utilizzare anche per rilanciare, perché diventi uno spartiacque tra quella che è stata la fase emergenziale, che è la fase emergenziale, e quella che può essere invece una fase di rilancio per la nostra Calabria. Fra pochi giorni inizia la cosiddetta fase 2 ed oggi più che mai serve sicurezza nei luoghi di lavoro. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane vi sarà anche in Calabria una graduale ripresa delle attività economiche, un ritorno a una vita sociale che però non potrà definirsi per molto tempo normale. Rispetto a ciò chiediamo a tutti quanti, alle imprese, alle istituzioni, alle prefetture, garantiamo sicurezza nei luoghi di lavoro per costruire il presente e il futuro della nostra regione. Ci aspettiamo da parte della regione che si avvii immediatamente un tavolo tecnico, rappresentanza imprenditoriale e rappresentanza sindacale con il sostegno delle strutture tecniche della regione per andare a definire questo protocollo per far riprendere il lavoro e l'attività e tutelare le persone nei luoghi di lavoro. E c'è una notizia di cronaca appena arrivata: un uomo di 45 anni è stato trovato cadavere all'interno di un'auto a Cetraro, in località Fiumicello, siamo in provincia di Cosenza. Non si conoscono le cause del decesso, ma dai primi riscontri effettuati sul cadavere del 45enne non sono stati rilevati segni di violenza. La Procura di Paola ha disposto l'autopsia che verrà svolta nelle prossime ore sulla vicenda
vicenda indagano i carabinieri della stazione di Cetraro e gli investigatori della compagnia di Paola, guidati dal capitano Giordano Tognoni. Il 45enne trovato senza vita era noto alle forze dell'ordine perché nell'aprile del 2011 ad Acquapesa, paese della zona dove viveva, uccise la sorella investendola con l'auto. Siamo al calcio, il calcio che pensa alla ripartenza, ma se non dovesse ripartire si dovrà trovare una soluzione per programmare la prossima stagione. La federazione ha anticipato una linea che lederebbe i diritti di chi avrebbe dovuto giocare 10 partite per raggiungere il proprio obiettivo. Il Cosenza di Eugenio Guarasci è tra queste, vediamo. Il calcio riparte, anzi no, si vive nella massima incertezza dovuta alle esigenze di assicurare una ripresa in sicurezza delle attività sportive di squadra. Non è facile con un paese spaccato in due dalle epidemie ancora a rischio. Il Covid-19 ha contagiato alcuni protagonisti e sono sacrosanti i dubbi del governo, delle società e degli atleti stessi sull'effettiva ripartenza. Ma se non si dovesse riprendere a giocare, cosa succederebbe? La FIGC ha delineato uno scenario che premierebbe le prime della classe e per nulla rassicurante per il Cosenza. Il presidente Eugenio Guarascio ha sempre messo in primo piano la salute pubblica, ma sarebbe pronto a scendere in campo. Il Cosenza è pronto eventualmente sempre se le condizioni dei protocolli sono favorevoli, noi siamo pronti anche a giocarci le 10 partite, perché le 10 partite che restano, 6 partite li dovremmo giocare in casa e 4 fuori casa. Quindi da questo punto di vista ce la giocheremo. Per quanto mi riguarda mi attengo sempre alle norme. Le norme dicono che bisogna iniziare e completare un campionato. Se non si completa, così come hanno fatto anche alla C, hanno deliberato solo sulle promozioni e non sulle retrocessioni, perché sarebbe veramente al danno una beffa. Poi consideri che il Cosenza è in una regione dove è stata contagiata in una forma minore. Essere coinvolti in una situazione del genere con una regola nuova evidentemente. L'idea avanzata dalla FIGC è respinta con decisione dal dirigente del Cosenza. Una retrocessione con 10 giornate da disputare è un'ingiustizia, ma nel caso prendesse corpo sarebbe pronto alla battaglia legale. Ma eventualmente battaglie in tutti i sensi, perché sarebbe un qualcosa di ingiusto e che, ripeto, non si possono fare regole in corso d'opera e per giunta in un momento di grande difficoltà per tutto il paese, per tutto il mondo. Insomma, io non ci penso neanche, non ci sto pensando perché, ripeto, per me le regole sono o si completa o se non si completa si annulla. Quando si annulla un campionato, voglio dire, si deve annullare in tutte le forme, bisogna ripeterlo. Anche perché mancano 10 partite e quindi sinceramente sarebbe un qualcosa di... Non ci voglio neanche pensare. Chiudiamo con le previsioni del tempo. La nostra regione sarà esposta da correnti occidentali che porteranno tempo ventoso e variabile, con pochi fenomeni che oltretutto saranno confinati solo sui versanti tirrenici, il tutto in un contesto termico in media o sui versanti ionici poco al di sopra. Domani è ancora cielo parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso sui versanti tirrenici, dove potrebbero verificarsi piogge sparse, in particolare sul Cosentino. Altrove poco o al più parzialmente nuvoloso per passaggio di nubi medio-alte, ma senza fenomeni degni di nota. Giornata ventosa per venti occidentali a tratti forti su Piana di Sibari e Istmo dei Due Mari e città di Catanzaro, oltre che sui versanti ionici reggini e catanzaresi. Temperature stazionarie, passiamo a mari e venti. Domani Mar Tirreno tra mosso e molto mosso, Ionio quasi ovunque mosso sotto costa e molto mosso a largo. Solo il basso Ionio sarà poco mosso. Venti quasi ovunque da ovest moderati, a tratti forti sui golfi di Corigliano e Squillace.
Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messi in onda Francesco Camposani, noi vi auguriamo un buon proseguimento.